Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti del Comandone Veneziano, eccoci qua fioi, settima tappa della Vuelta, siamo un po' indietro, eccola qua ragazzi, le Jadar La Puyarra, tappa difficile con un arrivo bello in salita, vediamo un po', abbiamo 2 minuti e 39 dal primo che è del nostro compagno Affini, tanto parte qualcuno, adesso vediamo, il Kuma deve dare tutto, speriamo, sono salite comendiane di solito, qualcuno è partito ma è ancora presto ragazzi, mancano 17 km. Il campione d'Italia veneziano, vincitore del Tour, del Giro, di tantissime veramente cose, c'è un Cume in grandissimo spolvero, però sta facendo fatica la Vuelta, l'ultimo Tour che manca per la tripla corona ragazzi. Ok, il Cume deve cominciare a lavorare un pochino, partono in tanti, però è ancora presto. Dai veneziano, su. Il Cume sta provando a fare l'andatura. Ok, basta adesso. Vediamo Affini cosa combina. C'ho il 18 secondi dal gruppo 2. Beh, siamo là, dai. Vediamo chi c'è. Ok, c'è gente fuori classifica. Ok, dai veneziano. 12 fottutissimi chilometri in questa Vuelta d'Espana. È ancora presto per partire chiaramente, ma è qua che posso recuperare posizioni perché è un arrivo perfetto per il Cume, la Hapuyarra. Vediamo un po' cosa possiamo combinare. 10 km. Veneziano si vuole tenere per il gran finale. Andiamo leggermente veloci perché sono teso ragazzi, sono teso. Cominciamo a spingere un pochino perché devo recuperare raga. Eccolo qua il Kuma. Ecco Veneziano che ci prova. E Veneziano si stacca ragazzi, Veneziano parte, dai fioi. Veneziano prova e vediamo cosa combina il Kuma. Il Kuma non sta andando a tutta però vuole fare un'andatura signori, vuole fare l'andatura Veneziano. Dai Kuma. Ok, adesso andiamo su. Vediamo cosa riusciamo a fare, sarà durissima ragazzi, sarà durissima. Purtroppo non posso prendere le borracce, porca mignotta. 30 secondi di vantaggio, 32. Vai di gel energetico. 33 secondi, vai Kume. Non sono tanti purtroppo. Purtroppo non sono tanti. 33 secondi ragazzi, il Kume ci sta provando. Il Kume prova a fare un altro scatto. Altro scatto di veneziano. È stanco però il Kume. Non c'è la forma raga, non c'è la forma. Sto perdendo terreno. Vediamo un po' se riesco a portarla a casa, ma sono stanchissimo. Sono veramente stanco. Vediamo se riusciamo a portare a 18 secondi. Dai, Kume, cerca di dare il massimo alla fine. Dai, Kume, la barra non esiste più. Vai, lo sprint finale. A cannone. Dai che ce la facciamo. Sì, 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 è nostra, è nostra. Dai che è nostra. Dai che è nostra. E ci prendiamo la settima tappa. E vaffanculo. Grande Kume. Abbiamo recuperato qualcosa, ragazzi. Non so quanto, adesso vediamo. Però dai, il Kume c'è. Su queste ragazzi, su queste salite, su questi arrivi non ce n'è per nessuno, signori. Non ce n'è per nessuno. Mamma mia che scatto, grande veneziano. Non ho guadagnato tanto, però secondo me abbiamo recuperato bei minuti dai primi, speriamo. Sicuramente entriamo in top 10, questo è sicuro. Forse in top 5, vediamo. Vediamo un po' la situazione. Grande Kuma. Il risveglio del campione. Ok. E siamo quarti a 2,8 però da Power, signori. Power. Recuperiamo pochino in realtà. Però globale montagna siamo primi, per soddisfazione. E giovani secondi, sto Power è veramente forte, anzi Power, scusate. Veramente, veramente forte. 24,82 in montagna, sarà dura ragazzi. Eccoci qua ragazzi, durissimo. Ottava tappa, ottava fottutissima tappa. Con arrivo in pianura, voglio provare a staccare tutti prima. Come ci provo ragazzi? Non sarà se Power è là ragazzi, Power è là.
Proviamoci. Guarda il Cume come scatta, eccolo qua. Eccolo qua lo scatto del campione, la mia squadra mi ha portato grandissima la squadra e il Cume ci prova, signori, il Cume ci prova ancora. Il Cume vuole testare la sua forza, la sua abilità, il suo modo meraviglioso di stare sulla bicicletta. Me li porto dietro, ma niente. Però 30 secondi ha preso sto gruppetto intanto, eh. Bravo Cume. Dai Cumendino, dai Cumendino. E non c'è la maglia gialla, sono tranquilli chiaramente. Sono tranquilli, però chissà. Prendiamo la borraccia. Bravo Kume. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa, sarà durissima, 21 secondi. Dai piccolo, però in realtà abbiamo guadagnato, aspetta un attimo. La maglia gialla è indietro, eh. Attenzione, grandissima mossa qua di Veneziano, mamma mia che Kume signori. È un buon Kume, è un buon Kume. Andiamo leggermente più veloci. Mamma mia che manovra qua, che manovra. Porca, stanno scavedendo, ecco qua ha fatto la cagata. Qualcuno fa la cagata per andare veloce e perdiamo posizioni, Dio Cristo. Questa non ci voleva. 7 km. Andiamo a riprendere i primi dove sono. Insomma, se ne sono... beh, d'altronde in pianura sono anche scarso io, questo lo sappiamo. Valigere energetico. Veneziano se ne riprende. Però sto sprecando tantissime energie. Brutto errore qua, brutto errore purtroppo. Però abbiamo un buon vantaggio, dai che c'è un vantaggio comunque. Sì, sì ragazzi, grande vantaggio di Veneziano. Ha fatto veramente una cosa incredibile in quella salita, eh. Bravo, bravo Kume. Il Kume li riprende, ma sono stanchissimo. Eccoci qua. Ci siamo anche noi. Però sono in condizioni... No, no, beh, la volata chiaramente non la porto a casa neanche se voglio. Ci proviamoci, ma sarà durissima infatti, ci massacrano. Dai almeno il podio, dai almeno il podio. No, neanche il podio. Quarto posto. Peccato. Però grande, grande manovra, secondo me guadagniamo ancora tanto, eh. Purtroppo per andare veloce ho ciccato, però il Kuma è tornato, signori, adesso me lo godo il Kuma, ce lo godiamo tutti insieme, raga. Vediamo un po' la classifica. Primo non penso, però secondo me ho rosicchiato altri secondi. Forse anche un minuto, vediamo. Non voglio dire niente, però. Vediamo il sontuoso Kuma. Mi son preso 1 minuto e 1. No, ragazzi. Avevo 2 minuti e 40 di ritardo. No, cioè, è veramente un Kuma degno del miglior Pantani. Mamma mia, ragazzi. Mamma che roba, manca ancora una vita, però intanto ci siamo, cazzo. Cosa ho fatto? 3 minuti in due tappe. Ragazzi, la situazione è veramente brutta. Siamo con un -2 di giornata, siamo con una forma arancione e abbiamo perso dal gruppo, diciamo, principale degli inseguitori. Quindi 1 minuto e 13 di ritardo, sarà durissima adesso, ragazzi, ve lo dico, eh. Qua rischiamo di perdere la Vuelta, purtroppo. Facciamo uno scattino. Andiamo a fare uno scatto per cercare di recuperare il più possibile dei primi, ma avevo perso tutta la salita dopo, quella più bestiale, veramente un disastrum. Un disastrum, ragazzi, qua andiamo a prendere qualcuno, power, dai, non siamo tanto distanti in realtà, però... Vado a sprecare energie devastanti per dopo. Veneziano ritorna un po' qua in corsa. Vediamo va il ritmo. Veneziano ha una forma di giornata veramente disastrosa, è quello il problema. Stiamo un po' a riposo e vediamo. Mamma mia, sono salite mostruose, ragazzi. 8%. Troppo sono arrivato fuori forma la volta. Ho vinto tutto. Non ci può stare, ragazzi. Il problema è che adesso inizia la salita impossibile. Dobbiamo limitare i danni. C'è Formolo. Sarà molto molto dura. C'ho power e a 33 secondi. Power di merda il problema. Solo power.
quel porco di power. Devo cercare di recuperare ancora qualcosa. Scatto del cume. Scatto del cume che prova in qualche modo a tornare su power e gli altri. E qua proprio, eccolo qua il gruppo power. Stiamo cercando di rientrare, ma sarà durissima, raga. Sarà veramente dura. Rientra anche il cume, ma siamo veramente stanchi. Power ci riprova, chiaramente. Power ci riprova. Mamma mia, Power ai morti. Sto zitto che è meglio perché mi vengono i peggiori insulti. Devo stare il più possibile a ruota di Power. Ma Power è... Power è Power, signori. È una potenza. Dai, però il grande Kume, la leggenda, signori, la leggenda. Sto cercando di rientrare per l'ennesima volta. Mamma mia, che cuore per il Kume. Che cuore, che cuore. E ci siamo ancora. Però siamo finiti, raga. Sì, sì, adesso è ufficiale, siamo finiti. Se Power scatta ancora non possiamo più riprenderlo, raga, eh. Dobbiamo sperare che anche Power sia cotto perché sennò Fioi ce lo mangiamo ce la mangiamo, può prendermi che 3 minuti, cazzo, qua. Non prendiamo quel gelo energetico, non riesco più a recuperare, ragazzi. Non ce la fa più. Mamma mia, il Kuma in condizioni critiche mentre Power sembra ancora messo bene. Mancano 6 km, già l'ultima tappa di oggi, ragazzi, perché è una tappa tanto decisiva questa. Non deve scattare ancora. Può scattare veramente alla fine e perdere poco, perché 33 secondi, purtroppo. C'è l'altro stronzo. È a 3 minuti, ma lui è a 33 secondi. Sicuramente non era lui maglia gialla, maglia rossa, però bisogna capire di quanto. Non riesco più a recuperare, ragazzi, non ce la fa più. Varigel energetico, usiamolo adesso. Mancano 5 fottutissimi chilometri. Mamma mia, il cume è stoico. Mamma che cume, signori. Mamma che cume. Non parte. Cortals Den Champ. Non parte. Power. Speriamo. Attenzione, Power. Forse ci prova adesso. Power, attenzione. Il cume si sta staccando, purtroppo. Veneziano si stacca. Veneziano non riesce più a stare a ruota di Power e Formolo. Porca troia. E mo so cazzi. Il cume non ce la fa più. Basta. Il cume ha erato tutto. Ho fatto il possibile per rimanere, ma... Ma porca troia. Basta, il cume è cotto, veramente. Il cume è cotto. Proviamo a tirare, ma... non ce la possiamo fare. Siamo cotti, ragazzi, siamo finiti. Siamo a 39 secondi, 34. Pendenza dell'8%. Mamma mia, il cume è veramente andato, eh. Mamma che stanco. Sì, possiamo andare anche veloci, purtroppo è finita. Perdo 1 minuto e mezzo. Vado sotto di 1 minuto dal porco di Power. Porca troia. Terzi nella classifica di tappa. Ho fatto il possibile per rimanere in corsa, veramente. Ho fatto anche troppo. Non pensavo di arrivare terzo, ho recuperato bene, ma poi Power al suo passo mi ha massacrato negli ultimi 3 km. 3 km a queste salite, puoi perdere anche 3-4 minuti, se sei proprio cotto. C'è andata anche bene, ragazzi. Siamo ancora in corsa, peccato, però perché avevo recuperato bene, adesso spero di rientrare un po' in forma, perché sennò, ragazzi, è chiaro che la Vuelta è andata, eh. Perché sono arancione, adesso vediamo con il giorno di riposo tra un po', se c'è qualche gara magari per velocisti, ma non la vedo positivissima, perché sono arrivato troppo fuori forma, non me l'aspettavo. Vediamo un po' la classifica, Allora, perdo 1,20. 37 secondi, no dai, pensavo per 37 secondi si possono ancora recuperare, è chiaro che bisogna vedere la forma, ragazzi. Globale a punti lo stronzo, Montagna Fernandez, giovane sto stronzo di Power, oh. Che due maroni. Vediamo un attimo. Guarda la forma, mamma mia, ragazzi. Siamo finiti, vediamo per la prossima tappa come andiamo, se siamo ancora arancioni, sì.
Tappa per... Vabbè, a sto punto facciamo simulazione rapida. Il cumendone è cotto, però. Speriamo quelli di fare un po' di riposo, speriamo. Ok, siamo sempre secondi. Sicuramente questa tappa mi sono riposato un po'. È che su arancione alla 13ª non è quasi impossibile vincere, ok? Ancora simulazione rapida, qua ce le giochiamo così. Sono tappe di passaggio per noi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Ok, sempre secondi. La freccetta è in salita, però... Ok, la fatica, sono morto. Adesso la vedi la freccetta qua rimane bassa. Ok, prossima tappa ragazzi. Altra tappa decisiva, ancora arancioni. Speriamo raga, ma la vedo molto, molto dura. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!